fa per motivare, e qualsiasi candidato lo dice, saranno decisive, saranno quelle che decideranno le cose. Possiamo dire più modestamente che queste elezioni arrivano comunque in una situazione difficile, una situazione di crisi della rappresentanza della politica in Italia. Diciamo che i vecchi partiti si sono sgretolati con la capacità di rappresentare e perciò, ad esempio, il Movimento 5 Stelle viene visto non come un soggetto che porta dei temi nuovi, ma come un sintomo di una crisi. E però non si chiede le ragioni di questa crisi. Com'è che un movimento che viene continuamente tacciato di populismo, di protesta, assume la guida di molti processi sociali ed elettorali, diventa un movimento capace di conquistare delle città importanti come Roma, come Torino, come in Sardegna delle città in crisi come Porto Torres, Assemini, Carbonia. Com'è che questo movimento non si arresta e cresce e arriva al 20%, al 30%? E non è un fungo che nasce improvvisamente una notte e poi muore qualche giorno dopo. Il fatto è che strutturalmente è finita la rappresentanza dei partiti tradizionali, è finita per mancanza di passione, direi, anche dei loro rappresentanti, per una disonestà conclamata. Ci stanno facendo le pulci in questi giorni per le vicende di rimborsi, perché qualcuno non ha rispettato le regole interne del Movimento 5 Stelle e non ha restituito quanto avrebbe dovuto rispetto a quanto avevamo proposto, ma nessuno ha rubato nulla. È stato anche un miracolo che il 95% di quanto prefissato sia stato proprio restituito. Dovremmo semplicemente darci delle regole migliori in termini di tesoreria, di controlli da questo punto di vista. Ma gli altri partiti stanno candidando persone che sono state condannate per reati molto gravi nella gestione della cosa pubblica, o che sono inquisite per reati gravissimi di peculato, cui hanno intascato indebitamente decine di migliaia di euro durante i loro mandati di rappresentanza nelle istituzioni, e non hanno vergogna nel proclamarsi puliti in questi giorni in cui tanto puliti non sono, e hanno tutta la loro stampa dalla loro parte. Una stampa che ha perso credibilità. Non sono solo i grandi partiti che hanno perso voti in questi anni, hanno perso molti lettori e tutti i principali giornali. Lo ricordo sempre negli incontri di questi giorni, la Repubblica, che un tempo vendeva 700.000 copie al giorno, a dicembre scorso, l'altro ieri, è scesa a 160.000 copie e continua a fare i titoloni: il Movimento 5 Stelle ha problemi interni, e lo faranno sino al 4 marzo, non c'è dubbio. Quindi dovremo concentrarci su un'informazione alternativa che possiamo costruire noi come cittadini, guardando alle cose, guardando ai limiti della politica esistente, per proporne una nuova. Io sarei felicissimo se venisse eletto Luciano Cadei, proponendo una rappresentanza di un mondo che è stato finora strumentalizzato e trattato come serbatoio elettorale, senza risolvere i problemi di fondo dell'agricoltura in Sardegna, e ci fosse invece una rappresentanza diretta. Lo dico anche da figlio di pastori di Caprari e nipote di pastori di Caprari. È un mondo che merita una rappresentanza diversa, come tutto il mondo delle zone interne o dei piccoli paesi. A me ha fatto molta rabbia l'anno scorso sentire l'assessore regionale Paci fare un discorso molto rassegnato sullo spopolamento dei paesi. E vabbè, questi paesi non sono competitivi, bisogna far seguire un po' il destino delle cose. Evidentemente ci sono altri territori che hanno delle risorse migliori, si sono organizzati, così va il mondo. Il senso era quello. E poi è stato rimproverato, allora ha cercato di correggere il tiro, ma la mentalità di fondo di questa giunta regionale è questa. La mentalità di fondo dei rappresentanti eletti anche nel Parlamento sinora è stata questa, cioè trascurare l'idea della Sardegna come una comunità che si lega insieme,
conserva quei presidi di Stato che sono le scuole, il comune che funziona anche nel piccolissimo paese. Voglio dire, in Corsica, che sta a pochi chilometri da noi, ci sono altrettanti comuni che in Sardegna, però hanno una popolazione molto inferiore, sono 200.000 abitanti, però hanno circa 370 comuni. E anche il comune più piccolo di montagna, anche il comune più sperduto, ha la sua mairie, cioè il suo municipio, ha la scuola, ha un presidio che cerca di reggere la presenza dello Stato. E fanno bene a non accontentarsi nemmeno di quello. Qua invece c'è una sorta di svendita dell'identità dei paesi. Invece dovremmo rivendicare che ci siano investimenti mi viene da dire, investimenti in comunità, investimenti in società. Gli investimenti che vengono favoriti sono altri. Ad esempio, in questi giorni c'è questa grande gioia, un grande battage per il rilancio dell'Alcoa, un rilancio promesso, un rilancio molto sospetto dal punto di vista elettorale, aggiungo, perché ci sono alcuni problemini irrisolti, tipo un'enorme discarica dove dovranno essere messi i fanghi della lavorazione della bauxite, e non stiamo parlando di tantissimi chilometri da qui, tutto sommato. Vogliono costruire un sarcofago che fa aumentare il muro di contenimento di questi 180 ettari di fanghi tossici dai 22 metri attuali a 44 metri. È come se un palazzo passasse da 7 piani a 14 piani per 180 ettari. E la sovrintendenza ha avuto da dire su questa cosa, perché insomma è un impatto sul paesaggio. Significa sapere che a una decina di chilometri da qui c'è questa specie di sarcofago più grande di quello che è stato costruito intorno alla centrale di Chernobyl, e su questo si spenderanno centinaia di milioni di euro. La vita è fatta di priorità. Com'è che non si trovano centinaia di milioni di euro invece per rilanciare l'agricoltura, per favorire le piccole produzioni, metterle in un circuito in cui si fa marketing? Perché si pensa sempre che gli unici investimenti da fare sono quelli nella grande industria energivora che consuma il 20% dell'energia prodotta in Sardegna? Va bene, facciamo anche quello, ma perché non si punta invece su investimenti che danno anche più lavoro? È stato calcolato che 1 miliardo di investimenti nel settore del petrolio dà circa 300 posti di lavoro. 1 miliardo di investimenti nel settore del turismo dà un multiplo molto maggiore di questo investimento. E si può unire turismo e agricoltura, turismo e elementi di attrazione del territorio che sono molto più puliti. Queste cose sono state trascurate. Noi nei 20 punti che vi consiglio di prendere in considerazione, magari di approfondirli poi in internet, collegandovi per vederli nei loro dettagli, proponiamo una profonda riforma dell'economia italiana, in cui si dà un grande valore all'ambiente, all'agricoltura, alle nuove professioni, alla scuola, lo ricordava prima Marilotti. La scuola è un elemento centrale per reggere nei territori, e in Sardegna abbiamo un problema molto serio di quanta scuola riesce a reggere in questi anni. Ce n'è poca, e i pochi che si formano vanno via perché poi non trovano delle occasioni. La tendenza allo spopolamento è drammatica. Ci sono molti comuni di questo territorio che perdono circa lo 0,7% all'anno della popolazione, lo 0,7 dell'1%. Sommandolo anno per anno, questo ha degli effetti perché poi vanno via i giovani. E invece bisogna invertire questa tendenza, e tutto il programma dei 5 Stelle ha una stella polare molto semplice: migliorare la qualità della vita degli italiani, facendo solo le cose che si possono fare adesso. Non si tratta di aprire dei libri dei sogni, anche se il sogno aiuta a costruire un progetto politico, riorientando l'economia, spendendo dove non si deve, in posti dove oggi non si vuole spendere,
ricontrattando con l'Europa un rapporto diverso, perché finora abbiamo avuto dei maggiordomi nei rapporti con la Merkel e con gli altri soggetti europei, e non dei politici che abbiano negoziato da posizioni di forza di un socio fondatore dell'Europa come l'Italia, un socio forte alla fine, non è un anello debole dell'Europa. Si tratta di riorientare una serie di risorse e darle a ciò che conta veramente, alla qualità della vita. Magari semplificando le leggi, che sono troppe e sono confuse, semplificando il fisco, che anche quello è confuso e vessatorio, riducendo le imposte, cosa che promettono tutti, ma la promettono o nel modo voodoo di Berlusconi, che dice una tassa piatta per tutti quanti, che non è giusta, non è costituzionale, non è praticabile, è solo fumo negli occhi, l'ennesimo lo fa da 25 anni, il suo mestiere. Oppure altre proposte che non incidono, non sono mance, le proposte degli 80 euro, queste cose che non risolvono nulla. Serve un programma organico invece per rendere più semplice la vita a chi vuole intraprendere, a non doversi ammazzare di burocrazia, di paperario, come diremmo noi, e possa invece costruire il proprio futuro. Quindi adesso il 4 di marzo non finisce il mondo il 4 marzo, ma si può aprire una fase nuova, la potete aprire voi parlando con la gente, con gli insoddisfatti che sono tanti, e cercando di dare un'opportunità a una rappresentanza di tipo diverso. Noi stiamo cercando di costruire dei rappresentanti che dialogano di più con il territorio, che non hanno clientele. In questa campagna elettorale spenderemo pochissimo perché cerchiamo invece di parlare, di dialogare con chi vuole costruire un futuro diverso. Io direi che sarà importante sentire anche la vostra espressione, le cose che non vanno, cercare di portarle. Si trovano sempre degli spunti interessanti per ragionare sul programma e per